Carissimi amici dei Custodi della Memoria, era da tanto tempo che volevo entrare qui dentro. Ci troviamo nei territori di Puttifigari, non lontanissimo dalla strepitosa e conosciutissima Domus de Janas di Sincantu, e questa è la Domus de Janas di Badde e Giana. Capirete voi perché all'interno è clamorosa e vi spiegherò cosa ha in comune questa Domus de Janas, a parte già il fatto che è stata scoperta dalla stessa persona, con quella di Sincantu. Strisciamo dentro e ci vediamo tra poco. Allora, carissimi, siamo entrati, io e Monica, con non poche difficoltà perché vi assicuro che bisogna letteralmente strisciare, ok? Quindi se venite qui siate consapevoli che, insomma, se soffrite di claustrofobia potrebbe non essere un'esperienza che, insomma, dovreste fare. Vi ho parlato di una caratteristica straordinaria di questa Domus de Janos, che è appunto il tetto, che con queste inquadrature, vediamo un po' se riusciamo, eccole qua, se riusciamo ad azzeccare le luci, ma penso che siano queste, potete vedere esattamente in questa cosa. Io sto filmando i vari travetti alla sinistra, il tetto a doppio spovente sia a sinistra che a destra. In questo momento sto anche inquadrando, come vedete, una colonna che originariamente faceva parte di una coppia, quindi questa che sto inquadrando e questa che verosimilmente è andata perduta e crollata, si vede un moncone. Quindi due colonne risparmiate all'interno di questa roccia trachitica che, come detto all'inizio del video, ha a che fare ha molto in comune con la più famosa Sincantu, sempre a Puttifigari. Questa sepoltura, come potete vedere, è composta, abbiamo detto, da una cella centrale, dove siamo noi adesso, e tre celle poi risparmiate nelle pareti. Ora vi faccio vedere la prima. Ok, mi avvicino con la luce e come potete vedere il riflesso rosso, ok carissimi, guardate che è ocra, non sono effetti speciali dallo stabilizzatore, ok? Non sono effetti speciali, ma è ocra, quindi qui dentro voi sarete praticamente, passatemi il termine, accecati dal rosso. Quindi una prima cella sulla destra, poi un'altra cella qua nella parete di fronte all'ingresso, letteralmente decentrata. Come potete vedere, tutta questa è la parete, è decentrata, abbiamo detto c'è un'altra cella. Evidentemente qui, appunto, è verosimile che si compissero dei riti dove sono io e gli inumati venivano sepolti qui, alla mia destra, e poi nell'altra cella in fondo a sinistra che io ho illuminato e ve la sto facendo vedere da lontano. Ok, allora vi faccio vedere di nuovo il tetto con il trave di colmo, strepitoso, vediamo un po' se azzecchiamo le luci, vediamo un po', eccolo, guardate un po', dai, questa è strepitosa, questa inquadratura dall'alto verso il basso, sto inquadrando la colonna, dal basso verso l'alto, sempre la colonna, guardate un po' a sinistra, il tetto clamoroso. Una particolare che vi faccio vedere è che appena accennata c'è una falsa porta, più che altro è consumata, quindi sicuramente quando i nostri antenati avevano scavato questa sepoltura c'era la falsa porta che adesso praticamente si è consunta. L'ultimo particolare è all'interno della cella destra, anzi centrale, perdonatemi, anche qui, come potete vedere, il soffitto, carissimi amici di questa memoria, è letteralmente rosso ocra, strepitoso e clamoroso. Perdonatemi l'uso sempre costante di questi termini, ma è a dir poco clamoroso che dopo 5.000 anni ancora a noi l'ocra rossa sia rimasta così. E allora, io sempre inchinato mi accingo ad andare verso il centro di questa sala, incredibile, sembra quasi un tempio. Tantissimi dicono che una cosa del genere, queste forme, potessero ricordare le forme delle case del Neolitico, ma è anche vero che sembra un vero e proprio tempio, carissimi. Ok, quello è l'ingresso, ve lo faccio rivedere, e io vi saluto con tanto affetto e con tanto amore per questa terra nostra. Ciao a tutti!